Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Oggi una puntata particolare perché di solito in questa trasmissione ospito politici, imprenditori e tantissime altre persone. Oggi la dedichiamo a una pagina del calcio importante perché è stata la storia anche del calcio, della nazionale, arrivando secondo a un mondiale, vincendo con l'Under 21, insomma ne parleremo con lui. L'ospite è Dino Baggio, di solito in questa trasmissione Dino a tutti del lei per professionale, scusami. Con te invece penso che faremo una chiacchierata. Il titolo della trasmissione è tra poco Marco la metterà in onda, è la storia di Dino Baggio in tutti questi anni da calciatore, che poi lo tratteremo un pezzettino alla fine. Sei venuto alla ribalta venendo ospite alla mia trasmissione, hai parlato un attimino di doping, hai mosso l'Italia e non solo intera, credo sei ritornato più popolare di quando giocavi a calcio in quel frangente lì, magari per in modo di esprimerti che magari inizialmente non è stato ben compreso, poi è stato compreso, quindi è stato l'importante è che sia stato compreso dopo. No, è stato compreso subito, l'hai spiegato subito, sì. Dopo è stato chiaramente chiarito subito. Però hai coinvolto una miriade di tuoi compagni di calciatori in questo ragionamento che sicuramente merita attenzione da chi di dovere e da chi dovrà controllare nel futuro, certo, qualcosa che potrebbe non far bene, nuocere alla salute dei giocatori. Detto tutto questo, invece inizio con te. Tu nasci a Tombolo, giusto? Io sono nato a Campo San Piero, però ho sì, sempre vissuto a Tombolo, insomma, l'età dell'infanzia. Poi cominci, giochi praticamente a calcio, giochi nel giovanili del Tombolo, sì, da bambino. Poi il Torino, chi ti porta? Il Torino allora, mi sembra ti ha portato, giusto? Sì, giovanili del Tombolo ho iniziato, allora io andai un giorno, avevo 6-7 anni, e andai perché vedevo i ragazzi che giocavano, quegli allenatori del tempo, e andai col mio pallone a giocare. Come no, col mio, perché figurati a 6-7 anni. E mi hanno mandato a casa perché ero troppo giovane, ho detto ritorna tra 2 o 3 anni perché sei troppo giovane. Ma dove ti hanno mandato a casa? No, lì al paese. Erano ragazzi che avevano 8-9 anni, io ne avevo 6. Tu sei figlio unico? No, siamo in 3. E hanno giocato a calcio i tuoi fratelli? No, io ho una sorella e un fratello non giocavano. Ah, solo te hai giocato a calcio. Il fratello si è provato un pochettino, ma non avere le tue qualità. E quindi è difficile trovare le qualità mie, sì, anche oggi, non è facile. Però poi ne parleremo delle tue qualità. E insomma, vai a Tombolo. Insomma, ma cerco lì, poi mi mandano, ho detto, ritorna quando sai che c'è qualche anno in più. E invece l'allenatore dell'epoca, Crivellaro Cesare si chiamava, è venuto a casa, mi ha preso, mi ha riportato lì e mi ha fatto allenare già da quell'età lì. E quanti anni avevi esattamente? Avrò avuto 7 anni. Proprio giovane, insomma. Nemmeno Pulcini, era ancora un po' più sotto. E quindi vai, e poi vieni notato dai dirigenti. Il Torino dove ti nota lì? Allora io andai nella rappresentativa veneta, feci qualche partita lì. A che età? Erano 12 anni avevo, 12 anni. E lì c'era Bruno Sola che era qua del... Sì, che poi era conosciutissimo, sì, in tutta la zona, quello girava tutto il Veneto e quindi ed era l'uomo del Torino, si diceva ancora quel periodo lì, giusto? E lui mi ha visto in queste partite e ha cercato di organizzare 2 provini a Torino, insomma, uno Villafranca Veronese e uno a Torino. Anni? Quanti anni avevi? 12 anni. Quindi eri già alto fisicamente? Ero 1,55 m. Ah, eri piccolino? Ero 1,55 m e pesavo 50 kg, 45 kg. Se veniva un po' di vento mi portava via. Però avevo delle qualità che altri non avevano, ero velocissimo, io nasco attaccante, non centrocampista. Velocissimo, poi il tiro, vabbè, mi è sempre rimasto, facevo un sacco di gol. Ogni partita facevo dai 2 o 3 gol a quell'età lì. E difatti mi videro anche per quello lì, insomma. E quindi parti e il Torino ti prende, ti portano a Torino? Faccio 2 provini. Il primo a Villafranca faccio 3 gol, il secondo a Torino ne faccio 2. So che lì è uscito un osservatore del Torino, è andato a Crivellaro Cesare e gli ha detto: ma questo ragazzo gioca sempre così? E lui ha detto: di solito gioca meglio. È proprio la battuta. E quindi a 12 anni, 13 anni vai a Torino? Io a 13 anni appena compiuti, perché ho iniziato la terza media qua
e dopo un mese sono andato via, quindi avevo appena fatto i 13 anni. E cosa succede di no a 13 anni andare via dal tuo paese, dai tuoi genitori, dai tuoi fratelli? Dove ti portano a Torino? Quel passaggio della vita cos'è? Com'è? È molto faticoso perché a 13 anni lasciare la famiglia non è facile. Poi i miei mi sono sempre stati vicino anche quel tempo e il distacco, i primi 6 mesi sono faticosi veramente, perché tante volte preparavo la valigia per scappare via, poi andavo giù nel pensionato per partire e no, la lasciavo lì e ritornavo su. E facevo tante volte così. Non ho mai avuto quell'input di tornare indietro. Hai mai pianto? Come? Hai mai pianto, dico? Al primo anno sempre. Poi figurati quando mi venivano a trovare i miei genitori, venivano una volta alla settimana, venivano a fare un giretto. Quando andavano via era una pugnalata al cuore. Però lì avevo una custode, la signora Teresa, che è venuta a mancare poco tempo fa, che mi ha preso sotto braccio, mi ha fatto da chioccia, mi ha fatto come seconda mamma. E allora sono riuscito ad ambientarmi. Dopo il primo anno non volevo neanche più tornare a casa. È stato il primo anno un po' difficile, poi capirai. Ecco, e lì inizi con le giovanili, no, a Torino. Racconti un po' quel passaggio all'inizio della tua carriera, importante carriera a Torino. Allora, lì feci il primo anno da esordienti, vivevamo in un pensionato dove c'erano 50 ragazzi di tutta Italia, che venivano anche da Reggio Calabria, da tutto, e vivevamo in questo pensionato un po' stile militare, orari da rispettare, regolamenti. Io ero il più piccolo di tutti perché gli altri avevano dei 15 anni in su, quindi ero proprio E per mantenerti ti davano qualche spicciolo? Mi ricordo mi davano 100.000 lire al mese. Prendevo 4-5 pizze, la prima settimana erano già finiti tutti quanti. No. Poi sì, non è stato semplice, però quell'anno lì mi ricordo feci 85-90 gol. Facevo dai 3-4 gol a partita. Cos'era, giovanissimi, cos'era? Esordienti. 85 gol hai fatto? Facevo dai 3 ai 4 gol ogni partita. E difatti lì si sono tutti innamorati. Figurati quel primo anno, avevo 13 anni, l'allenatore della prima squadra era Gigi Radice, venne da me e mi fece: guarda che a fine stagione vieni a fare una tournée con la prima squadra. Avevo 13 anni, come la prima tournée con la prima squadra, figurati, non c'erano ancora i passaporti, non sono potuto andare via perché non c'avevo i passaporti allora. E quindi sono rimasto, ma pensa che stagione che ho fatto. E poi? Poi il secondo anno a giovanissimi è andata un po' così, un po' meno, perché ho fatto un anno di crescita impressionante, sì, quindi mal di schiena, mal le ginocchia, mal le caviglie per un anno intero. E lì pensa come erano al Torino, allora che era il miglior settore giovanile europeo, mi hanno detto: ti diamo ancora un'opportunità. Se ripeti questa stagione te ne vai a casa, se fai bene resti qua. Quindi io feci il primo anno alla grande, il secondo anno dopo problemi fisici non feci bene, a fine stagione mi hanno detto: se te ripeti, ti diamo un altro anno, se ripeti la stagione a casa, se no resti qua. Dal terzo anno in poi... E il terzo anno cosa hai fatto allora? Erano allievi. E allora il terzo anno giocavo da libero, una volta c'era il libero dietro, adesso è difensore da attaccante ti ha messo libero? Attaccante, mezza punta, perché continuavo a crescere. Io il terzo anno che ero lì era già 1,85 m, perché avevo fatto proprio una crescita esponenziale. E quindi da attaccante ti ritrovi libero? Mi ritrovo libero a giocare da libero, anche se lo sapevo già fare, perché già il tombolo qualche volta andavo su, facevo gol da attaccante, poi mi mettevano dietro, non passava più nessuno. E lì da allievi ho iniziato a fare il libero da difensore centrale. L'anno seguente a Beretti, stopper, perché c'era libero e stopper che era il marcatore. L'anno successivo a Primavera con Sergio Vatta, marcatore centrale. Marcavo gli attaccanti. E ho detto: porca miseria, nasco da attaccante. Insomma, li ho fatti tutti tranne che il portiere. Però non hai fatto nemmeno il centrocampista, mi sembra, in questo momento. Sì, qualche volta una mezza punta, ma poco. Il ruolo che poi a me piaceva di più era proprio il centrocampista. Quindi tu diventi marcatore nella Primavera con Vatta. Il mio esordio in Serie A 99-90 lo feci da marcatore centrale su Karl-Heinz Riedle. 0-0. 0-0. L'hai marcato bene, quindi non hai subito gol. Sai che quando il difensore marca l'attaccante e non gli fa far gol. Chiedo alla regia, Franco, se abbiamo immagini, Marco, di tutte le società che ha giocato, che ci sono un po', ovviamente le abbiamo preso da YouTube e da tant'altro, le mandiamo pure in onda magari in una finestrella piccola. E quindi debutti. Poi io vedo debutti praticamente
aspetta, sto guardando, ovviamente mi ero 19 preparato. anni. Torino-Lazio, Sì. e Corriere poi retrocedi e vinci la Serie B. No, quello l'anno prima. A 18 anni feci la primavera, poi io la domenica andavo via con la prima squadra, feci 3 presenze nel finale di stagione e lì vincemmo il campionato di Serie B. E hai vinto con la Mitropa Cup. E abbiamo vinto Mitropa Cup, campionato di Serie B. E poi, divenuto titolare, pensi che alla fine della stagione vieni ceduto alla Juventus per 10 miliardi. Adesso la cifra precisa non preso lo so. una percentuale, te lo dico io, 9,8. La percentuale che ho preso io era misera allora. Uscivi dal settore giovanile, ho fatto il primo anno di Serie A, figurati. Ma 10 miliardi quel periodo erano tanti soldini, Quello... Che poi però la Juve non... Aspetta, specifica 10 miliardi alla società? Sì, no, che l'ho preso io. La società. No, poi ti dico che il tuo ingaggio, perché sono tutto ma non sono vere. Non importa, ti dico quello che ovviamente mi sono informato e preparato. Però lì la Juve non ti tiene, ti manda in prestito all'Inter, come mai questo passaggio? Allora, andai alla Juve, feci anche la presentazione, con i tifosi, televisioni, tutto quanto. Parto a fare le ferie, mi chiama Boniperti, mi fa: guarda che ti cediamo un anno all'Inter in prestito. Ho detto, porca miseria, appena fatto la presentazione, adesso devo fare un'altra all'Inter. Io ho detto, era meglio magari senza fare niente, da subito. No, vai lì, giochi, conquisti a nazionale, e difatti è stato così, e poi ritorni. Sì, ricordo, magari sarà stato uno scambio, sai, che usavano per interessi, ti do Dino e tu mi dai quell'altro. Allora, hanno sempre detto scambio con Trapattoni, con l'allenatore. Può essere anche vero, non lo so io, insomma. Qualche scambio ci sta. Io avevo 19 anni, era il primo anno di Serie A, che gli vado a dire di no. Poi all'Inter non è che mi hanno mandato una squadra. Anche con tutto il rispetto. Vado all'Inter. E quindi vai all'Inter. Faccio la presentazione e mi fischiano. Sì. Perché avevo fatto quella della Juve prima, capirai. Però Dino, fai in quell'anno lì 27 presenze, mica poche. Le fate quasi tutte. E cosa giocavi lì? Allora, con Enrico facevo il centrocampista di destra e anche il centrocampista centrale. Quindi ti sei trovato ad allenarti sulla gabbia? Sì, ma lì facciamo anche 3 allenamenti al giorno. Tipo che orari? Era a mattina presto, a mezzogiorno e alle 3:30, 4. 3 allenamenti al giorno, una roba non succedeva forse. Ma era un bravo allenatore Enrico, secondo te? A me piaceva tanto, aveva delle idee nuove, delle novità, solo che lì, quando te vai in una grande squadra e c'hai dei grandi campioni tipo Matteus, Breme, Klinsmann, Ferri, Zenga, non è che tanto 3 allenamenti puoi fare tutti i giorni. E allora un po' qualcosa è successo finché... L'hanno fatto fuori, insomma. E con lui giocavi centrocampista di destra, mi dicevi? Di destra e centrocampista centrale. E qual era quel centrocampo lì? C'era Matteus, poi... Matteus, Berti, io, Desideri, c'era. È tanta roba, La squadra era forte, solo che abbiamo beccato un anno, non ci siamo neanche qualificati per la Coppa UEFA, un brutto anno. Per me è bello perché ho fatto un bel campionato. E poi, finita quell'avventura, torni alla Juventus, divieni titolare, vinci la Coppa UEFA in finale con il Borussia e sei stato protagonista della doppia finale segnando il gol del pareggio all'andata e una doppietta nel ritorno, quindi ritorni alla Juve, vinci la Coppa UEFA, fai gol all'andata e doppietta al ritorno. Aspetta, è strepitoso, Dino. Io torno alla Juve e faccio il terzino sinistro. Il terzino sinistro della Juve. Ma sai perché? Ma tu non ti arrabbiavi Ma guarda mai? che io l'ho fatti tutti quanti. Ma quando ti mettevano stavi zitto e dicevi allora, eri uno che faceva legna nella squadra? Io col Trapp mi sono scontrato per questa roba qui, Sì. perché io volevo fare il centrocampista e il Trapp, allora partiamo nella tournée, andiamo in Giappone, non c'è un terzino sinistro, non c'era. Mi fa, vieni qua, hai mai giocato a sinistra? Oddio, può darsi, non da terzino, però da esterno alto sì, va bene, vai a fare il terzino. Inizio a fare il terzino, lo faccio bene. Ho fatto una tournée strepitosa, facevo fare i gol, andavo. Tu sei il mio Maldini, adesso giochi lì. Porca miseria, non l'avessi mai fatto. Allora ho iniziato col Trapp i primi 5-6 mesi da terzino sinistro. Poi ho detto a un certo punto, perché sa che mi chiamava e giocavo da centrocampista centrale. Con lui giocavo a terzino sinistro, ho detto, mister, io voglio giocare a centrocampo. Cioè, io se gioco a centrocampo faccio anche 5, 6, 10 gol a partita, a campionato. Ma sai che io ho bisogno lì? Vabbè, mettami ogni tanto. Ma ha messo, ho iniziato a far gol, non mi ha più tolto da centrocampista. E infatti ho detto, vedi? Gli allenatori, cioè, ma com'era Trapattoni come allenatore? Eccezionale, sì. Grande. Poi per i giovani stravedeva. Io mi ricordo che io giocavo tutte le partite
e in allenamento tante volte mi mandava via a farmi riposare, ma io, figurati, se a 20 anni avevo bisogno di riposare, mi fermavo con quelli più giovani, andavo a calciare in porta, tecnica, si incazzava perché lui prendeva tutti i giovani, dopo gli allenamenti dei più vecchi, li mandava, allora, i giovani restavano, i vecchi andavano a farsi bagni e massaggi, e i giovani tecnica, un'altra ora, e io mi fermavo con loro, tante volte mi cacciava via perché te devi giocare la domenica, vatti a riposare. Mister, io sto qua, io ho bisogno anche tecnicamente di migliorare, sto qua. E poi alla Juve rimani praticamente, dopo aver vinto la Coppa UEFA, rimani un'altra stagione e poi vai al Parma, e al Parma vai per 14 miliardi di lire, allenatore Nevio Scala, con un ingaggio di quasi 2 miliardi netti a stagione per 4 anni. Non so se sono veri, no, non mi interessa, sbagliate. non importa, non voglio sapere quali sono ovviamente meriti, però ti posso fare una domanda: secondo te meritavi di prendere di più? Io non ho mai guardato quei... No, vabbè, a giochi fatti alla tua età adesso. No, i nazionali bene o male erano quelli che guadagnavano un po'. Io entravo in nazionale, quindi non potevo guadagnare quello che potevano guadagnare gli altri, i veterani. Però mi sono sempre accontentato, io ho sempre guardato il campo, il lavoro. Sì, sei stato contento, erano... quindi poi anche oggi a mente fredda non hai fatto un conto, ma se ero più cinico potevo guadagnare di più. Ti dico, se giocavo oggi? No, oggi con l'età di adesso, con l'esperienza che hai, e fai un'analisi della tua carriera, fra te e te ti dici, Dino Baggio avrei potuto guadagnare di più? No, guarda, io mi sono sempre accontentato. Io mettevo avanti altre cose, la maglietta, i valori, che ne so, l'allenarmi il 200%, mettevo avanti queste cose. Poi era una conseguenza lo stipendio, perché meglio facevi e più guadagnavi. Perché poi andavi a scadenza di ingaggio, quindi dovevano rinnovarti, e se avevi fatto una bella stagione potevi anche chiedere qualcosa in più. I soldi non mi interessano, però hai fatto 4 anni di contratto, quindi credevano in te. Sì, Nevio Scala è stato il primo, Nevio, che lo ringrazio ancora tuttora, che mi ha voluto a tutti i costi. Ed era un Parma, dopo abbiamo visto come è andato a finire, ricco, perché ovviamente Tanzi, Stefano il figlio, che tra l'altro ho conosciuto anche personalmente, era una famiglia, poi si è visto tutto quello che hanno fatto, però... dopo vai a vedere, non lo so, non mi interessa neanche, a me mi è interessato quello che hanno fatto in campo. Ti ricordi la formazione del Parma? Dipende quale. Allora, vediamo così, al primo anno vinci la Coppa UEFA, la prima per il Parma, e la vinci proprio contro la Juventus. Sì. Ti dico la formazione: Bucci, Benarivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, io Pin in mezzo al campo, o Sensini, Aspriglia, Zola, Brolin. Quasi tutti nazionali. Mica brutta roba, no? Zola, Brolin, panchina... Aspriglia, che Aspriglia era un treno sulla fascia, mi ricordo giocava. Stava da Dio. Allora Tino, lui era sposato. Quando la moglie era a Parma, Tino faceva di quelle partite stratosferiche, imprendibile. Quando la moglie ritornava a Tulua in Colombia, Tino era libero a Parma, quindi non era mai a casa, era sempre in giro, destra, sinistra. Lo perdavamo. Mister si incazzava perché sapeva che lui discoteche, notte in giro. Ma lui era così, i colombiani sono così, cioè. Loro vivono hanno un'altra mentalità. E quindi ritornando vinci la Coppa UEFA. E poi loro vanno in Colombia, ma non sai mai se tornano. Sì, è vero anche questo. E vince 1-0 con gol, e poi nel ritorno finì 1-1 e hai pareggiato tu, mi sembra, no? Gol di Vialli per la Juventus, e poi hai pareggiato tu. E giocavamo a San Siro, non al delle Alpi a Torino. Quindi lo stadio quasi 100.000 persone. Cioè poi diventa il secondo titolo per il Parma in quell'anno lì, è un titolo europeo ovviamente, e il terzo per il totale del Parma. Poi rimani sempre titolare e arriva Carlo Ancelotti. E com'è Carlo Ancelotti a Parma? Allora, io quell'anno lì, il secondo anno di Parma, me ne volevo andare via. Perché? Perché ho fatto un anno un po' così, avevo qualche problema con i tifosi. Non mi trovavo come l'anno prima. Ma adesso che ti ho conosciuto, scusami Dino, che problemi hai un carattere come te, che sei un battagliero, un sanguigno, uno che ci crede alla maglia? Hai un carattere davvero, avevi un carattere davvero un po' vulcanico per fare questo. Perché poi al seguito devo fare un'altra domanda. Perché un giocatore come te, anzi te la faccio già ora, non ha avuto una continuità di società? Cioè è un giocatore di altissima qualità,
un giocatore che poteva rimanere 10 anni alla Juve, 15 anni alla Juve, 15 anni al Parma, invece cambi società, vai alla Juve, vai all'Inter, cioè Torino, Juve, Inter, Parma, Lazio, insomma ne cambi molte, nonostante tu abbia giocato quasi 400 partite in Serie A. Sì. Era il tuo carattere che non ti permetteva di diventare il leader di una squadra? No, a qualcuno magari davo fastidio dopo un po' che stavo. Perché? Perché io in campo era una cosa, fuori dal campo era un'altra. Io in campo sei quello che mi hai visto, giusto? Aggressivo, cattivo, centrocampista di quito. Fuori dal campo, generoso, tutto quello che vuoi. Poi fuori dal campo ero diverso. Magari qualcuno che dicevo certe cose, magari dicevo delle cose che non stavano bene. O per far migliorare qualcuno, per far migliorare qualcosa, che andavo, magari qualcuno ha dato fastidio, ho dovuto cambiare. Era un motivo solo caratteriale, quindi, che hai cambiato società? Beh, forse sì, forse no, può essere anche altre cose. Poi sai, arrivi anche a un certo punto che dopo un po' di anni magari la società ha bisogno di qualcun altro in mezzo al campo e te servi magari a qualche altra squadra, a qualche altro allenatore che per i suoi schemi. Può essere anche quello. Poi sai cos'è? Dopo un po' di tempo, magari anche sì, è sempre meglio cambiare perché c'hai dei stimoli nuovi. Ma fare il Maldini del Milan, il Baresi del Milan, il Mazzola dell'Inter, il Rivera, cioè, giocatori che hanno il Totti della Roma, cioè rimanere... Oggi non esiste più sta cosa. De Rossi alla Roma quanto è stato? Era il tuo ruolo più o meno, forse giusto? Gli ultimi sono stati. Sì, forse gli ultimi, ecco. Sì. E mi dicevi, nel secondo anno sei andato in difficoltà a Sì, Parma? sono andato un po' perché, forse per vari motivi, forse perché non ho reso come l'anno prima. E lì c'avevo il Milan sotto, quindi sarei andato al Milan. No che mi arriva Ancelotti a Parma. Ancelotti io l'ho avuto in nazionale, la prima cosa che ha fatto mi ha chiamato e io ho detto guarda lasciami stare che ho il Milan sotto, vado a Milano. No, te da qua non te muovi, te stai qua con me, te fai un anno con me al Parma e se giochi come so io te non te toglierò mai. Ho detto ok, sono qua. Però arriva che Malesani dopo ancora. E rimani sempre a Parma quindi. Sì, poi ho fatto l'anno con Ancelotti, che ho fatto un anno bellissimo, strepitoso, abbiamo raggiunto la Champions League, siamo qualificati. Certo. E Tanzi decide di stravolgere la squadra, cambiare tanti giocatori, però doveva tenere Ancelotti. A quel punto ha cambiato anche Ancelotti, ha preso Malesani. Ma secondo te ha cambiato squadra? La società ha cambiato tutto, perché ha investito su altre cose. Forse voleva un calcio diverso, un calcio più propositivo, non lo so. Ah, ma sempre investendo soldi, cioè ha voluto investire soldi? Oppure, visto che erano già iniziati in quel periodo i problemi della Parmalat, voleva ridurre? Anzi, hanno preso giocatori ancora più forti. Ancora più forti? Sì. E un allenatore Malesani che a quel tempo, all'epoca era il Chievo, il Chievo giocava da Dio. Infatti noi il primo anno con Malesani abbiamo fatto delle partite bellissime, ci trovavamo a memoria, è un allenatore molto preparato, molto propositivo nell'attaccare. Cioè, poi noi lì aveva costruito una squadra che quando mi guardavano in campo mi guardava e detto come facciamo a perdere? Ti ricordi la formazione? Sì. Ciao, sentiamo. Buffon, poi c'era Sensini centrale, Cannavaro e Thuram, i due difensori centrali, i tre centrali, perché giocavamo a tre dietro. Bastavano loro tre, era a posto. Poi a destra c'era Fuser. Thuram, Cannavaro e Sensini. In porta Buffon. Quindi Fuser a destra, io e Bogossian centrali, a sinistra Vanolio Benarivo, davanti a me Veron, Chiesa e Crespo. A panchina c'era Apolloni, Balbo, Aspriglia, Zola, che poi è andato via, e Mussi, che ha fatto... Era impossibile, ho detto, questa squadra qua vinciamo tutto. Infatti quell'anno lì abbiamo vinto Coppa Italia, Coppa UEFA e il campionato siamo arrivati secondi, siamo arrivati fin lì e poi era uno squadrone. Avete fatto bene. E poi l'anno successivo? Ma sai cos'era? Era bello vederci giocare, come giocavamo. E noi in campo ci divertivamo. Perché anche lo schema che aveva Malesani era proprio, ti divertivi. Io, prima che mi arrivasse la palla, avevo 7-8 soluzioni. Cercavo quella migliore, ma avevo tante soluzioni. Era uno spettacolo. Bellissimo. Poi con Veron davanti, che te correva, girava, era uno spettacolo. Rimani qua, fermo qua, andiamo in pubblicità. A tra poco.